La Lombardia è stata la prima regione a farlo e ora il settore auto di Confcommercio chiede alla regione Veneto di recepire un'agevolazione che potrebbe dare impulso alla vendita di automobili nuove e quindi più sicure e meno inquinanti. La proposta consiste nel non far pagare la tassa di proprietà sulla macchina, comunemente chiamata bollo auto, per i primi 3 anni a chi fa rottamare una vettura Euro 0, 1 o 2 e ne compra contestualmente una nuova di categoria Euro 5 o Euro 6. L'assessore regionale all'ambiente è favorevole e porterà la richiesta in giunta. Un progetto che rientra in quello che è l'accordo quadro che le regioni del bacino padano hanno steso con il Ministero, quindi potrebbero essere proprio quelle misure che iniziano un percorso di rinnovamento del parco auto e soprattutto un'incentivazione di quel mercato che sappiamo è fermo. Le condizioni per accedere al beneficio inserite nella proposta sono chiare. Oltre alla rottamazione di una vettura Euro 0, 1 o 2, la residenza in Veneto e il reddito complessivo del nucleo familiare inferiore ai 50.000 euro lordi. Conte pensa che in 3 mesi al massimo la cosa potrà diventare realtà. In questo caso la previsione è di circa 2.100 vetture immatricolate grazie a questo incentivo, con un giro d'affari di circa 30 milioni di euro e un risparmio per gli automobilisti che sarebbe di circa 1,2 milioni di euro in 3 anni. Mancato introito che la Regione dovrebbe coprire rintracciando la cifra equivalente nelle pieghe del bilancio. Nel presentare la proposta, Giorgio Sina, presidente del settore auto di Confcommercio del Veneto, ha fatto il punto sulla situazione del settore. Dopo 4 anni di calo continuo, il settore sembra dare segnali di ripresa. In generale i primi 3 mesi abbiamo un 5% di incremento, indubbiamente però l'incremento non è dato dal mercato dei privati che è esattamente allineato all'anno scorso, per fortuna non perde ed è invece incrementato dalle vendite fatte alle società. In particolare in provincia di Venezia nei primi 3 mesi del 2014 sono state immatricolate 4.556 vetture, con un aumento pari al 12,4% rispetto allo stesso periodo del 2013. Una ripresa che fa sperare, anche se la situazione resta complicata, considerato che nel 2013 rispetto al 2012 le immatricolazioni in provincia di Venezia erano calate complessivamente del 5,68%.